Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Commendone veneziano, oggi siamo su Microsoft Fly. Allora, finalmente una missioncina molto rapida, sono 18 miglia, quindi molto veloce. Praticamente dobbiamo portare una donna a far colazione. E non è tutto, dobbiamo fare il viaggio, cioè dobbiamo viaggiare in maniera perfetta. Non dobbiamo fare movimenti bruschi, atterrare male, cose, perché sennò il passeggero si incazza e può anche vomitare o spaventarsi, quindi vai a perdere punteggio. Ho già fatto 2 missioni, tutte e due di cargo, e ho portato degli strumenti, delle calcolatrici in giro per le Hawaii e sono riuscito a fare le perfette senza perdere, senza rompere il carico, insomma, col carico intatto. Buono, dai, adesso basta ciacolare. Buono, allora siamo arrivati alla pista, vai, manetta al massimo e andiamo a portare sto ragazzo a fare colazione. Andiamo. Dai, Fiori. Comunque oh, ragazzi ho contagiato anche il Sub, Mortes, Ghost, ormai sono tutti qua su Fly, Cioè, adesso dobbiamo fare anche dei video insieme, anche con la Piada, e vogliamo fare un video tipo in 6-7, perché veramente questo gioco in multiplayer è fantastico, se te la godi, uno fa quel cazzo che vuole, uno fa la missione, uno fa il volo libero, uno cazzeggia, è stupendo. Il carrello tiriamolo su, andiamo tranquilli perché sennò si incazza. Ok, adesso vediamo, era rotta opposta, chiaramente, chiaro. Adesso ci facciamo un via, dai, però intanto possiamo ammirare il paesaggio. Buono ragazzi, siamo allineati, siamo in rotta, adesso vediamo di arrivare sani e salvi, intanto ci godiamo il paesaggio, che adesso è uno spettacolo, no? Come con l'altro Fly, che comunque vabbè, giocone anche quello perché ha tutto il mondo, però tutto in 2D non è il massimo, cioè, sinceramente. Poi qua non c'è neanche l'effetto pop-up, quindi proprio vai alla grande. Devo dire che la giocabilità, il gameplay è fantastico perché ieri per esempio a Ghost è successa una cosa incredibile, era in volo, a un certo punto la temperatura del motore è salita e ha cominciato a precipitare e doveva fare un atterraggio di emergenza perché il motore era andato, cioè cose incredibili, veramente, cioè non me lo sarei mai aspettato sinceramente. Ok, siamo qua. Vediamo un attimo da fuori. Eccoci qua. Ok. Allora, vediamo un po'. Qua siamo a 12 miglia e 8. Qua ci sono un po' di... c'è una città, anzi, boh, non so, sì, una città. Chiaramente, ragazzi, non so il nome, cioè... c'è anche con l'Atlante, boh, sinceramente, non ho l'Atlante a Hawaii, quindi... Non lo so, però da qualche parte siamo comunque, questa è l'unica cosa scontata. Sì, questa è proprio una missione tranquilla, diciamo che sto video è un attimo per fare per vedere un attimo la grafica, il gameplay in maniera un attimino più seria, con un attimino più di calma, però ho in mente di fare anche di questo gioco tanti video con tante missioni, anche magari missioni più, più emozionanti, magari col temporale, andare a portare, non so, 300 tonnellate di pollo, no, chili di pollo, che sì, c'è una missione che devi portare 300 kg di pollo da un'isola all'altra, cioè queste sono le missioni veramente emozionanti, cioè, e spero di trovare una tempesta
indescrivibile, nebbia, pioggia, tanto il Comenda non ha problemi, cioè, anzi è proprio nelle condizioni di merda che dà il meglio. Vai Comenda, madonna, quante cazzate che sparo. Infatti l'atterraggio anche questo secondo me. Buono raga, ecco l'aeroporto, là, in quell'isoletta là. Allora, cominciamo a rallentare un po' e a scendere. Chiaramente tutto in maniera molto tranquilla, senza fare movimenti troppo bruschi, se no, ecco, bene, già si parte bene. Pianino, se no si incazza, sono troppo alto secondo me. Abbassiamo di più la manetta, ma andiamo un po' più. Ecco, abbasso anche il carrello, che non fa mai male, così mi abbasso più velocemente. Vai Marchetto, pianino. C'è il paesaggio, qua abbiamo proprio una città. Guarda che figo ragazzi. Ho acceso anche il GPS di là. Eccolo là a destra, la mappa. Anche se serve a poco perché comunque ho l'indicatore. Allora, pianino. Cioè il passeggero deve essere contento e felice. Sto stronzo deve fare colazione sereno e tranquillo. Allora. Credo che lì davanti ci sia l'aeroporto. No! Un figo. Sei un figo. Ok. Aspetta, non troppo. Ecco. Un attimo, piano, Marchetto. Faccio anche fatica a far vedere il paesaggio, però perché sono un po' concentrato, ragazzi. Manca poco, dai. Per il momento il passeggero è ancora felice. Acceleriamo un po'. Tanto siamo all'altezza giusta, ce lo possiamo permettere. Dai. Proprio devo fare meno correzioni possibili, se no vomita sto stronzo maledetto. Cos'è? Ricerche marine. Ah, è una roba segreta, probabilmente. Sì, sono i punti segreti che per tutte le Hawaii sono dei punti da trovare, sono dei punti segreti. Adesso non mi ricordo, una trentina mi pare. Dai. Ok, 61. Stiamo andando benissimo per il momento, però non voglio portare sfiga, dai, non stiamo a portare sfiga. Dai raga. Lo guardiamo un attimo. Oh, guarda che bello. Ecco, basta perché sennò vado a fanculo. Dai che ci siamo, wow, proprio sto andando. Dai. Dai Marchetto, dai. Dai. Dai, in memoria di me, che ormai con stilo. Non lo sento più, cavolo, sento solo sul telefonino, porca miseria. Ho dei problemi, Medi, spero. Cioè, devo risolvere il più presto perché sennò non so come fare. Se devo andare con la piada o col sub perché sono 40 rotte ancora mancano, non posso. Vabbè, insomma, ragazzi, scusate, sono un attimo ok. No, no, proprio alla fine la cagata, no. Dai, sono a 60. Dai buono, dai buono, dai buono, dai buono, dai buono, dai buono, dai buono. Bella. Dai, non puoi dire che è andata male. Bell'atterraggio. Grande. Paralalalà. Oh, bella. Questo secondo me è andato alla grande. Dai che stiamo arrivando. Tutto sembra perfetto, dai. Manca poco. Ma no, ho il terrore, ragazzi, sono veramente piani. Ecco, stiamo più lontani possibile, vaffanculo. Voglio fare una missione. No, frena, stronzetto, frena, non girare, frena. Buonissimo, vai. Ok. Vediamo com'è andata, raga. Grazie ancora per il volo. Si mangia? Vai, mangia, stronzone. Ok. Non ho parole. Vediamo tutto. Vabbè, dai, questa prima mini missione è andata. Adesso, quando ho un po' di tempo, insomma, cerco, insomma, voglio cercare di fare dei video un attimino più belli, un attimino più lunghi su missioni più emozionanti.
E così insomma per far vedere bene il gioco, visto che merita, e spero di portare altra gente a giocare a questo gioco che secondo me è meraviglioso. Raga, alla prossima, ciao!